Si è svolta a Cefalù la cerimonia di premiazione del terzo concorso nazionale La vita in versi organizzato dall'Associazione I Narratura di Cefalù, dal suo presidente Antonio Barracato e dal comune di Cefalù. Presenti le cariche istituzionali del comune, il sindaco Rosario Lapunzina e l'assessore Antonella Marinaro. Durante la manifestazione è stato assegnato il primo posto nella sezione poesie in dialetto siciliano al poeta Francesco Ferranti di Terrasini. Nella sezione in lingua italiana si è classificata al primo posto la poetessa palermitana Palma Civello. Queste le nostre interviste ai vincitori. Ringrazio innanzitutto la giuria del terzo concorso nazionale di poesia La vita in versi 2017 città di Cefalù per questo prestigioso riconoscimento. Ottenere un primo posto nella sezione in vernacolo per me è stato motivo di orgoglio. Ringrazio soprattutto l'organizzatore di questo premio, Antonio Barracato, che ha organizzato tutto in maniera impeccabile, mettendoci sempre una grande passione. Direi che stasera, al di là dei riconoscimenti dei singoli poeti, quella che ha vinto è stato soprattutto la poesia. Tantissimi poeti partecipanti con poesie che poi abbiamo avuto modo di ascoltare durante la cerimonia, davvero eccezionali, tutte meritevoli di essere lette e segnalate. La mia poesia Luga Ipune Favaruttare è una poesia che ha una tematica ecologica, in particolare sul mare, questa preziosa risorsa che va valorizzata ma soprattutto va tutelata e salvaguardata. Sono contentissima di essere qui oggi a questo premio voluto fortemente da Antonio Barracato. Antonio Barracato ha fatto tantissimo, fa tantissimo per la poesia, per la cultura, per Cefalù. Mille cose, perché è una persona vulcanica. Fra tutte queste mille cose anche questo premio, concorso nazionale di poesia, perché credo che il suo primo amore sia la poesia. Io ho avuto oggi il piacere e l'onore di essere vincitrice del primo posto. Ho vinto con la mia poesia Clochard, una poesia dedicata a tutte quelle persone sole, ma soprattutto a quelle persone che aiutano invece i barboni, i clochard, nel loro cammino di solitudine, nella loro povertà, nella loro scelta a volte o nella loro non scelta. Sono onorata di essere qui presente e ringrazio ancora la giuria per avermi dato questa grandissima emozione, questa grandissima gioia. Ringrazio Antonio Barracato e gli auguro di continuare così su questa strada per portare avanti il messaggio della cultura, della poesia, che è l'unico messaggio che veramente può aiutare questo nostro mondo. Grazie ancora. È un motivo d'orgoglio perché è la terza edizione e rispetto all'anno scorso abbiamo raddoppiato le presenze. Abbiamo cercato di fare tutto con massima correttezza perché crediamo che il valore della poesia sia al di sopra delle classifiche, ma principalmente deve essere lindo da polemiche, da qualsiasi altra cosa. Quindi puntiamo in questa arte nobile per raccontare anche i problemi sociali, i problemi esistenziali di ogni essere umano. Per cui per noi il concorso è una grande festa fra tanti amici che si incontrano e che celebrano appunto quest'arte molto, molto nobile, che ci è stata tramandata da grandi poeti. Noi siamo molto più piccoli, però diciamo è importante seguire questa via e raggiungere anche noi piccoli obiettivi che ci compensano i sacrifici che facciamo giornalmente in quest'arte.